Dopo il portiere Roberto Bardella, le ultime ore del mercato hanno portato in maglia nerazzurra Giacomo Ferri, laterale offensivo del 1991, prelevato dal Caorle, nell'ambito di uno scambio che ha visto trasferirsi in riva all'Adriatico Riccardo Costantini. Ferri sbarca a Concordia con tanta voglia di far bene. Sì, sono arrivato in questa campagna di mercato invernale per dare una mano, per aiutare il Concordia, la Giulia a ritirarci su in classifica e fare un bel girone di ritorno, cercare di portare a casa una salvezza e insomma fare un bel campionato. Arrivi una squadra che ha un progetto ad ampio respiro di un certo rilievo. Sì, mi hanno parlato dei loro progetti futuri e sicuramente è interessante. Vediamo e intanto pensiamo al nostro futuro prossimo, che sono i 4 mesi che dobbiamo affrontare con impegno per raggiungere il nostro obiettivo. Poi penseremo al resto, che sicuramente ci saranno buone cose. Ecco, ogni partita sicuramente da affrontare col coltello tra i denti. Sì, questa è deve essere la nostra arma, quella di entrare in campo e non mollare mai, cercare di andare sempre oltre e cercare di far sempre meglio per far sempre bene, portare a casa punti che quelli sono fondamentali, 1, 3, ma portare sempre qualcosa a casa per muovere la classifica. A ricominciare da domenica con il ZTLL, tu l'hai già affrontato con il Caorle, che squadra ti è sembrata? ZTLL, come le molte squadre in questo girone, fanno della loro forza appunto la grinta, e dobbiamo contrastare questo. È una squadra quadrata che dobbiamo affrontare a viso aperto, cercare di vincere, perché è veramente importante muovere la classifica e staccar loro di 5 punti. E intanto hanno lasciato la Giulia Sagittaria anche l'attaccante Luca Geromin del 1998, trasferitosi alla SPAL Cordovado, ed il centrale difensivo Gianluca Dassier, classe 1993, che vestirà la maglia del Fiume Veneto. Per lunedì sono attesi altri colpi in via di definizione, saranno ufficializzati nell'ambito della presentazione della nuova società presieduta da Renzo Corvezzo, che si terrà alle ore 18 in sala consigliare del municipio.